Allora, tornando un po' a noi, proprio perché mi stavo quasi scordando di spiegare bene l'evento per raccontarlo, questo dell'Arcella, che è stato un po' l'occasione anche per fare il punto della situazione, poi per divagare, ma perché è una cosa interessante. Come si è svolto, come si è articolato e poi un bilancio anche che potete dare, visto che è fresco fresco. Ma per noi Allora, cos'è l'Arcella... stata l'iniziativa? Spieghiamo a chi magari ci ascolta da Sì, altre parti o chi di Padova non ha saputo è di stata questa. un'iniziativa dell'amministrazione legata alla chiusura domenicale del quartiere. Noi ci siamo inseriti, diciamo così, su questa iniziativa qui per attivare proprio questa fase di studio e di ascolto. Infatti l'intervento che noi abbiamo fatto si inserisce all'interno di una serie di workshop che si chiamano Can You Hear Me, che sono dei workshop di ascolto che servono alla fase di ricerca per capire i quartieri. E, lo ripeto, magari ne avevamo già parlato anche la volta scorsa che sono venuto qui, il progetto Sun City è un progetto che, partendo dagli interventi dell'amministrazione, soprattutto dagli interventi urbanistici, vuol capire in che termini si possono attivare occasioni, opportunità per nuove imprese, nuovi lavori, il cambiamento degli stessi imprenditori, cioè in una città che si trasforma, come si trasforma il lavoro e come si trasforma l'imprenditoria. La giornata di ieri all'Arcella per noi è stata l'occasione per cercare di raccogliere quello che si sta muovendo all'interno del quartiere e si sta muovendo molta iniziativa privata, si sta muovendo molto i privati per, come si diceva prima, riappropriarsi un po' anche del quartiere stesso. Un bilancio, quindi aspetti positivi, che cosa c'è ancora da fare, che cosa, visto con occhio un po' esterno, se riesce. Posso prima fare un'osservazione che avevo letto in uno degli SMS, uno dei tanti SMS che stanno arrivando. L'assenza di politica e che i danni sono dovuti alla mancanza di una scelta politica o di una presenza politica. Io credo che sia proprio il contrario in questi ultimi anni, a Padova, ma non solo a Padova. Cioè che la politica ha smesso di fare il proprio lavoro e ne fa un altro, pesante, di ingerenza in quello che è tutto quanto il mondo. Io credo che questo sia il vero dramma. L'esperienza che diceva adesso Marco ha proprio queste caratteristiche. La politica dovrebbe creare l'ambiente perché queste cose si sviluppino, non ostacolarlo. E quello che è successo in questi anni è che questo ambiente non si è sviluppato perché la politica ha fatto troppo la politica ed ha ostacolato spesso questo tipo di... E non parlo solo di ovviamente ostacolato dal punto di vista delle imposizioni burocratiche, delle tasse, no? Non solo da quello, ma lo ha ostacolato dal punto di vista dei ruoli, nel senso che, anche qui non vuole essere polemica, ma mi piace essere molto chiaro, quando noi ci troviamo degli assessori che più che fare gli assessori che creano gli ambienti di sviluppo, vogliono fare i protagonisti di eventi, di iniziative, è chiaro che è una cosa diversa. Qui non stiamo più facendo politica, stiamo facendo un'altra cosa. Stiamo intervenendo e ingerendosi in maniera notevole rispetto a quello che è invece il flusso e il ruolo che dovremmo avere come politiche e il flusso da dare alle iniziative. È una cosa abbastanza semplice, ma facciamo un esempio. Perché in alcuni comuni noi non siamo riusciti ad inserire i manager dei centri storici, come siamo riusciti in altri comuni? È una grande dimostrazione. In alcuni non siamo riusciti a farlo perché l'assessore ritiene di essere lui quello che deve fare il manager. In altri comuni invece quindi c'è stato un confronto. Ma è chiaro, anche è questo, no? E questa è la grande differenza. L'assessore non può fare il manager. Noi abbiamo avuto dei comuni in cui l'assessore si è misurato con il manager davvero politico. Ha dato degli incarichi specifici, ha lasciato che questo portasse avanti e lui ha creato l'ambiente perché questo manager facesse il suo mestiere. In altre aree questo non è avvenuto. L'assessore ha fatto il manager, voleva fare il manager, ma chiaramente è un altro mestiere. Questa è la troppa ingerenza che io vedo nella politica da questo punto di vista. E la stessa cosa deve avvenire per l'Arcella. L'amministrazione deve creare l'ambiente perché tutta quella vitalità che c'è, ma si esprime in maniera totale. E le risorse alcune risorse non devono essere indirizzate in queste cose. Io credo, lo stiamo dicendo a tutto il mondo ormai, occorre anche qui, per quanto riguarda iniziative, cominciare a pensare all'ipotesi per cui le risorse vanno un po' di più nella periferia della città, anche in quella zona del centro storico meno frequentate, e magari tolte da qualche altra zona. Questo che stiamo discutendo, su cui io credo si possa trovare a breve anche un accordo.
ma questa zona, l'Arcella, l'esperienza che abbiamo visto è questa vitalità va messa insieme, va organizzata, va supportata, anche, bravissima. se si trova fine a se stessa, esatto, da sola, va supportata e vanno visti anche alcuni elementi e alcuni interventi di natura economica da parte dell'amministrazione che creino le condizioni perché questo avvenga. Questo è il ruolo della politica. E ripeto, secondo me troppo spesso invece questo ruolo è stato cambiato con altre ingerenze che hanno creato qualche difficoltà. Il prossimo passo quale sarà? Il prossimo step? Ma adesso i prossimi step sono stati assegnati questi bandi per i ricercatori, per cui è partita appunto l'attività di ricerca da parte di 3 ricercatori dello UAV. A breve inizieranno le ricerche sulle buone pratiche italiane e estere da parte dell'Università di Leuven e da parte dell'Università della Basilicata. Fatta questa ricognizione dovrebbero cominciare ad arrivarci i suggerimenti affinché noi poi possiamo attivare tutte le attività di formazione e di sviluppo di lavoro e di impresa che abbiamo previsto nel progetto. Nel progetto abbiamo anche, non sono grosse cifre, però abbiamo un piccolo gruzzoletto anche per i giovani che vogliono avviare nuove imprese, dove potranno accedere anche delle risorse a fondo perduto. Avranno dei percorsi di formazione. A questo, sempre in coordinamento con l'amministrazione, cercheremo di agganciare anche quelle iniziative che l'amministrazione sta facendo, come l'abbattimento di alcune imposte locali o come la possibilità di mettere in rete nei quartieri magari un po' più difficili i proprietari immobiliari affinché questi possano calmierare gli affitti, per poi avviare queste nuove imprese e magari a fianco delle nuove imprese sostenere gli imprenditori che già ci sono ai cambiamenti che ci sono in questo momento sia a livello di città ma anche a livello un po' di modifiche delle modalità di consumo che stanno avvenendo in questo periodo della città. Un altro messaggio che era arrivato, sì. Simpaticissimo questo messaggio. Meno simpatico. Adesso lo rileggiamo, lo mettiamo di nuovo in onda, vediamo se la regia ce lo mette visibile, eccolo qua. Lasciate l'Arcella come sta, altrimenti succede come Vianelli, con l'intenzione di sistemare hanno sparso la delinquenza in giro. Visto il passato può anche avere ragione. No, deve essere un impegno questo che altrimenti non ci sta nessuno. L'Arcella non è solo un problema di trasferire i delinquenti, ci mancherebbe altro se ci sono. E l'Arcella può essere un esempio, come lo sono altri quartieri dove stiamo lavorando, Sacra Famiglia, Salboro, ma anche altri su cui ci stiamo impegnando, Montà, eccetera. Il ragionamento è molto semplice. Qui occorre che tutta la città, in tutti i suoi momenti, sia vissuta in termini diversi. E questa è la parte forte. 2 cose noi chiederemo rapidamente all'amministrazione, tenendo conto sulla scorta di quello che succederà da questa ricerca. La prima è quella di creare dei momenti, chiaramente anche con degli interventi di natura economica, per cui tutta questa vitalità che c'è si trasforma in iniziative precise, ogni giorno all'interno del quartiere, diffuse in tutte quante le attività economiche e le attività sociali che ci sono. Questa è la prima che chiederemo, non appena avremo un po' di idee più chiare. La seconda è quella che presenteremo un progetto di riorganizzazione dell'immagine urbanistica di questo quartiere e chiederemo che sia risolto. Questo è quello che ci hanno chiesto i commercianti e gli artigiani che abbiamo incontrati in questo periodo. Io credo che queste siano le cose che, sulla scorta di quello che è il lavoro fatto dal CESCOT, potremmo misurarci e capire qualche novità. Sul resto non è certamente nostra volontà, e per quello dicevo è simpaticissimo, ha ragione visto il passato, speriamo di non ripeterlo. Benissimo, allora detto questo è lo stato della situazione, vedremo di aggiornarvi su altre iniziative che possono comunque essere utili, come anche sono importanti i vostri commenti, punto di vista eccetera, bisogna avere un po' di ottimismo perché altrimenti poi le cose non prendono il verso giusto e così grazie della vostra presenza, di averci supportato in questo approfondimento, grazie a voi come sempre di averci seguito, scriveteci, dateci spunti che così dopo chiamiamo gli ospiti per fare i vari approfondimenti. Grazie. Grazie a voi, buongiorno.